Venerdì prossimo 15 settembre ricorre l'anniversario dell'omicidio di Don Pino Puglisi ed è il primo giorno di scuola. L'assessore Turano invita ad una riflessione. In occasione del 32esimo anniversario dell'omicidio per mano mafiosa del beato Giuseppe Pino Puglisi, che ricorre il 15 settembre e che quest'anno coincide con l'avvio del nuovo anno scolastico in Sicilia, l'assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale ha inviato una circolare a tutte le scuole di ogni ordine e grado, invitandole a dedicare un momento di riflessione alla memoria del sacerdote di frontiera ucciso nel 1993 nel quartiere Brancaccio a Palermo, un gesto simbolico ma significativo per rafforzare tra i più giovani la cultura della legalità, della responsabilità e dell'impegno civile. E l'assessore Mimmo Turano spiega: l'anno scolastico si aprirà quest'anno nel ricordo di Don Pino Puglisi per onorarne l'impegno civile e trasmettere alle nuove generazioni l'eredità morale che ci ha lasciato. Da sacerdote di frontiera ed educatore, Don Pino ha compiuto una scelta precisa, stando accanto ai ragazzi del quartiere Brancaccio a Palermo per sottrarli alla strada grazie al centro di accoglienza Padre Nostro da lui fondato. Con il suo esempio luminoso ha restituito speranza laddove regnava la rassegnazione, offrendo alternativa alla violenza e insegnando che anche un piccolo gesto può fare la differenza. La sua testimonianza di fede, coraggio ed dedizione rappresenta ancora oggi un potente modello pedagogico educativo e uno strumento di cambiamento sociale e culturale da preservare, perché come ci ha insegnato, se ognuno fa qualcosa allora si può fare molto per costruire una società più giusta, consapevole e soprattutto libera dal ricatto mafioso. Alcuni valori che sono richiamati